Ed è qui, alle pendici dell'Etna, davanti la foce del fiume Alcantara, che si trova il covo di uno degli esseri più rari della Sicilia. Stiamo parlando del Tupetru scarlappis, detto comunemente Tupetru bianco. Ve la faccio breve, ragazzi. Se vi state chiedendo cosa ci facesse Luca con un bastone di 5 metri sulle sponde di un fiume, praticamente rischiando la vita, non vi resta che seguire il video fino alla fine. Questo, per chi non lo sapesse, è un Tupetru, una comune trottola di legno azionata da una cordicella attorno ad esso. Ed esiste una frase siciliana legata a questo oggetto, che si dice spesso ai bambini per indicare la loro vivacità, ovvero sta furiannu come un Tupetru. Ed è proprio da questa banale frase che nasce il senso del nostro viaggio. Girare la Sicilia come se fossimo dei tuppetteri. Siamo Vincenzo Faro, Luca Barone e Antonio Licciardello e la nostra avventura inizia da qui. Nel 2020, a causa di uno strano virus, la Terra si fermò per un lungo periodo, distanziando le persone. Crebbe la paura per un semplice abbraccio. Ma in questo clima di sconforto, da qualche parte in una terra al centro del Mediterraneo, fioriva entre i giovani avventurieri la speranza di risollevare le sorti del turismo della propria terra. Questa è la storia dei Tuppetteri, un viaggio siciliano. Girati oggi? Siamo carichi veramente come gli asini. Va bene, Partiamo ragazzi! Siamo partiti da 10 minuti E già e già siamo morti. Io sono morto. questa struttura che faccio vedere, anche se c'è una piccola mezza grotta, sicuramente per sistemare qualcosa. Sì. E E la usavano come forno per fargli il carbone. esatto. Con queste rocce sono scivolose, eh? Queste qui qua. Siamo all'interno di un letto di un fiume in direzione Serracozzo, vedete? Molto levigata. Minchia, si è rotto il legno. Ne dai uno. Cambio. Vediamo cosa si apre. Pronti? Mamma mia che spettacolo ragazzi. Mamma mia che spettacolo. Viaggiamo tante volte fuori dalla Sicilia e qui abbiamo i migliori paesaggi, veramente. Cosa ne pensi? Prima di andare fuori penso che uno debba conoscere la Sicilia. Il proprio Per una territorio. questione culturale, il proprio territorio, sì. Ragazzi ci siamo arrivati a questa destinazione con non poche difficoltà per il carico di attrezzature. Ora posso avanzare. Comunque il passaggio che è. Ne è valsa la pena, vero compà? No. Dove sei compà? Che sembri tipo un novello Indiana Jones. Salute ragazzi! Salute ragazzi! Cin cin!
Ragazzi, stiamo andando a fare un'altra avventura. Stiamo per arrivare nel nuovo punto di incontro e vediamo se possiamo fare qualcosa di interessante. Siamo qui in diretta dalle cascate del Niagara. La storia della storia? In quel fiume è successo qualcosa di davvero imprevisto. Ma prima di mostrarvelo, sapevate che in Sicilia ci sono circa 37 laghi? E il nostro cammino ci ha portato in uno di questi, il lago Maulazzo. Stanco? Ancora no, carico no. per la giornata, però ovviamente Vediamo. le 2 di notte sono sempre un po' pesanti. Da fare, non sai. sono semplici, ragazzi. Seguiamo Vincenzo che sta camminando. La Vincenzo Mobile. Col suo GPS, lui non sa, è ignaro di questi clip che stiamo girando. Quasi l'alba e noi siamo quasi giunti a destinazione. No, la strada è molto disestata, non sono facili da raggiungere destinazioni. Non so se il video rende, anche perché tutti. la camera questa è stabilizzata, non so se si percepisce quanto stia tremando la macchina in questo momento. La strada era tortuosa, non certo adatta a semplici mezzi di fortuna, e fu così che i tuppettiri dovettero lasciare i propri mezzi per continuare a piedi fino alla meta. Il tempo stringeva e l'alba era ormai alle porte. Vieni qua così vedi anche tu. Perché Abbiamo Vincenzo alle spalle. troppo disestata, abbiamo iniziato a camminare a piedi con il nostro cornetto. Il cornettino al miele. C'è finita a piedi. A piedi. Ragazzi, l'avventura continua su 2 piedi, non su 4 ruote. Mamma mia. Stupendo. Guardate come sono concentrati i ragazzi. I tuppettiri! Guardate ragazzi, che paesaggio pazzesco. Che nebbiolino. Ragazzi, sembrava di trovarsi nella terra dei vichinghi, con quel nebbiolino. Che nebbiolino. Ad ogni modo, questo primo racconto finisce qui. Ma se continuerete a seguire sui social #ituppetteri, vi ritroverete catapultati nella nostra avventura. Attrezzatura fuori, abbiamo le Spire, i droni, FPV e poi sempre camere. Il nostro operatore Red preferito, Vincenzo Faro. Il nostro operatore di fiducia. Ed ora è giunto il momento di darvi l'ultimo indizio sulla location misteriosa, di cui però rivelerò cosa è successo nella prossima puntata. Ma voi scrivete nei commenti e provate ad indovinare.